serie 200 farfalla maschili. Primato del meeting dello stesso Mattia Zuin che nuota in quarta corsia, 20003. Mattia Zuin ai giovanili di Riccione, oro nei 200 farfalla, argento nei 100 farfalla e nei 400 misti. 200 farfalla che Mattia Zuin aveva vinto anche ai giovanili del 2012, ai giovanili del 2011 e ai categorie estivi del 2012. Vero mattatore, l'atleta del Nottoli Nuoto, che i 200 farfalla li ha vinti anche in Coppa Komen 2012 con la nazionale italiana giovanile. In quell'occasione 2 ori, 200 farfalla e 4x200 stile libero, e l'argento nei 100 farfalla. Incalzato da Peron in 3, Casarotto in 5, Zuin davanti. Peron che ha vinto i 200 e i 400 stile libero a suon di primato del meeting. Nazionale giovanile anche per lui, finalista agli Euro Junior, che ora si cimenta nei 200 farfalla ed è il più veloce a Zuin, il più vicino a Zuin, che rimane leader a metà gara. 58-51 Zuin, 59-09 Peron e poi Casarotto 59-45. Al termine di questa gara ricordo le premiazioni: Mosca, Marchi, Mazzurana in zona podio, subito a disposizione Izzo, Perozzo, Musarello, Zampese, Cervi, Toniato, Roccio, Perrotta, Rebellato, Jurasek, Girardi, Ghiertianfi per le premiazioni. Invariate le posizioni: Zuin, Peron, Casarotto, quando mancano 25 metri alla conclusione. L'attacco al primato del meeting di Zuin, 20003. Siamo leggermente al di sopra del primato. Attenzione a Peron che ci prova come sempre nel finale dall'accelerata con Zuin che non ci sta. È lui il dominatore della farfalla, della doppia distanza. 202,71 per Mattia Zuin davanti a Francesco Peron, 203,61, 205,75 William Casarotto su Gabriel Salio, Francesco Zucchetta, Andrea Zomer, Edoardo Brugni.